scrivi adesso in chat, non succede nulla, non ti fare problemi, che intanto le persone che ti vogliono bene, che ti seguono, lo capiscono. Ecco, sono in live, l'ho trovato. Sei riuscito? Sì. Sei in live? Sì. Aspetta. Però è una diversa, hanno creato, capito? Sono io, Mi riesci a vedere? Adesso vedo te col cappello azzurro. Sì. Però, ora avvio, vediamo. Strano però questa cosa. Però... Ah, eccolo qua. Ok. Diciamo però, a parte te, ora chi lo sa che sono in live qua? Ti vedo, Pure io non ti vedo perché non ti riesco a vedere, però ti sento. Ma mi riesci a sentire almeno, no? Sì, più. Sì. Ora ho levato l'audio da YouTube perché... Ok, l'unica cosa... Ma, sì, più stacco perché sennò fa eco. Ok, vai tranquillo, vai. Ok, ciao Sibiu, ci vediamo. Sono in chat. Vai. Ciao. Ti volevo dire... Ma... bisogna cancellare l'altro evento. Sì. Ma ma prova a mandare messaggi pure su quell'altro evento per... Guarda, a me mi vedano ora, mi sentono, Sì, vabbè, lo so. Prova a mandare un messaggio su quell'altro evento e di che diveni a quell'altra chat. Un attimo, però, c'ho da cancellare l'altro evento. Oh, Sibi! Guarda, c'è anche già qualcuno. Dai. Ciao Mattia, buonasera. Ciao Mattia. Allora, parliamo un po' di calcio, vai, cominciamo un po'. Scusa. Buonasera, Pro-Gamer. Ciao Sibi, buonasera Sibio 2010. Allora, parliamo un po' di calcio. Cominciamo con la giornata di campionato che c'è stata scorsa, di domenica scorsa. Di cosa vogliamo parlare? Dato che c'è un tifoso dell'Atalanta, un tifoso della Juventus. Ciao Ferdinando Conte, buonasera, è sempre Forza Napoli. Allora, parliamo dell'Atalanta. L'Atalanta che fa una grande rimonta in casa della Spalla a Ferrara per 3-2. Mattia, come l'hai vista questa partita? Io non l'ho vista, però ho visto che l'Atalanta rimonta su un 2-1, 3-2, fa una grande rimonta con Muriel. Mattia, ci sei? O ti ho perso per la strada? Vabbè, è perso Mattia. Quando arriverà la risposta andremo avanti. Allora, Sibiu, la Juventus, come l'hai vista nella prima partita di campionato vincendo per 1-0 a Parma con un gol di Chiellini? Sì, l'Atalanta infatti in fase offensiva è molto forte. Secondo me ha perso qualcosina perdendo Mancini nel reparto difensivo, anche se ora avete acquistato un ottimo difensore d'esperienza come Skrtel. Avrà tempo per dimostrare il suo valore comunque. Sì, l'Atalanta resta sempre una grande squadra perché ha tenuto tutti i suoi gioielli, da Ilicic, Gomez, Zapata, insomma ha tenuto anche Gosens in difesa, insomma ha tenuto tutti i prezzi pregiati che c'aveva. Acquistando anche Muriel, Malioski, cioè ottimi giocatori, Skrtel, lo stesso Skrtel, è andato solo Mancini via. Sì, c'avete Malioski però, che può giocare sia a sinistra che a destra, se non mi sbaglio, come esterno. A parte Muriel, che penso sugli esterni state più che a posto. C'avete Gomez, Ilicic, Malioski e appunto Muriel. Sì, la Juve c'ha due squadre, sì, più lo sappiamo, sì, c'ha due difese, che tu dica fa, cioè le vorrei avere io quelle due difese che avete voi. Peccato che De Ligt ora si è inserito male, vabbè ci vuole tempo, sappiamo che ogni giocatore nuovo deve rotare piano piano, prende il suo ritmo, comunque tanta roba De Ligt. Llorente dovrebbe essere fatto. Sì, infatti ho fatto anche un video dove secondo me arriverà al Napoli.
Ciao Gianni Fiore, Misteri. Grazie mille per l'iscrizione. Grazie, grazie. Dimmi della Juve cosa ne pensi te, Gianni, del risultato per 1-0 e cosa pensi della partita di sabato tra Juventus-Napoli? Anche per Sipio, questa domanda. Sì, Malewski è un trequartista, Mattia, ma può giocare anche esterno. Secondo me, sugli esterni l'Atalanta sta più che bene. Manca qualcosina, secondo me, per fare il salto di qualità in reparto attaccanti, perché ci serve un vice Zapata oppure un centrocampista centrale più di qualità, perché secondo me poi se avete preso Skrtel che non è male, e poi gli esterni sono bravi, Gosens, Atebor, avete un'ottima squadra. Spero che fate un cammino molto lungo in Champions e che ci sorprenderete. Sei emozionato per la Champions League dell'Atalanta, Mattia? Pro Gamer, serve Pogba. Ah, te sei Juventino, eh? Sì, alla Juventus Pogba farebbe fare quel salto di qualità che già ha, perché comunque la Juventus, ricordiamoci, ha fatto dei grandi acquisti come Rabiot e Ramsey a parametro zero e non è la prima volta che gli fa. Mamma mia, Ferdinando, Insigne, Lozano, Mertens, Milik e che attaccante a mostre team. Però secondo me ci manca un vice no, un vice Milik. Anche un vice Milik, perché comunque Milik da solo è vero che ci abbiamo due attaccanti di movimento come Lozano e Mertens, perché possono fare gli attaccanti e anche gli esterni. Però ci manca una punta che possa sostituire Milik. Llorente non sarebbe male, ma io voglio a tutti i costi Icardi. Speriamo che il presidente fa sto sforzo e ci porta a Maurito Icardi a Napoli. Gol del Club Brugia. Bene, avevo giocato anch'io l'uno del Brugia. Gianni Fiori, mi stai vendiamo De Sciglio al Milan. De Sciglio secondo me tanti lo criticano, dicono che fa schifo, che non è un giocatore da Juventus, non è un bel giocatore. A me non mi dispiace, devo dire la verità. Anche secondo me il Napoli fa una bella stagione, ma attenzione all'Inter, attenzione a questa Inter, perché questa Inter veramente ci può fare difficoltà, ci può mettere in difficoltà sia la Juventus che al Napoli. Se dovesse arrivare un centrocampista top all'Inter è dura per tutte le squadre, sia per la Juventus sia per il Napoli, che sono diciamo le tre squadre che lotteranno secondo me alla fine per questo campionato. Non vedo sorprese, mi dispiace dirlo per i romanisti, per i laziali, milanisti, ma sono sotto al Napoli, Inter e Juventus. Icardi è un usicchieluto per rifiutare il Napoli, come si fa? Cioè, poi c'è un allenatore come Ancelotti, Ferdinando, e tu come fai a rifiutare Napoli quando a Napoli puoi essere un re? Cioè a Napoli ti tratterebbero da re, come hanno fatto con Higuain, come hanno fatto con Cavani, tanti attaccanti top che sono venuti a Napoli. Icardi sarebbe il re a Napoli, e questo non capisco perché rifiuta una piazza come Napoli, che secondo me se arrivasse uno come Icardi il Napoli potrebbe puntare forte al campionato. Ciao, buonasera Rino, Fratimo, buonasera. Fratello partenopeo, che cosa mi dici di Llorente? E se secondo te, ho capito che tu sei dalla parte di Icardi, che secondo te c'hai, dici che viene Icardi, dai, sei fiducioso che Icardi viene insieme a Llorente. Ti posso dire la mia, Rino, se viene Llorente secondo me esclude Icardi, perché siamo già troppi in fase offensiva. Intanto un asse è stato venduto al Nizza, è stato dato in prestito con obbligo di riscatto a 20 milioni. Grande affare, perché comunque in reparto esterni siamo a posto, ci abbiamo Amin, ci abbiamo Mertens, Callecon, Insigne, lo stesso Lozano, Simbopov a posto, 5 esterni più 2 punte, Milik che arriverà di sicuro, poi uno fra Llorente e Icardi, e sicché siamo a posto. Ma no, il Napoli se non prende Icardi prende Diego Costa e Llorente.
La vedo difficile, Gianni, che prende tutte e due. Secondo me arriva uno. Se poi parte anche Milik, allora arriva sia Diego Costa che Llorente. Forse ti do ragione. Oppure Icardi. Due attaccanti possono arrivare se partono due attaccanti. Ma se arriva un attaccante può arrivare. Ma due la vedo difficile. A meno che non parte un altro attaccante. Due attaccanti arrivano se parte uno. Conte, per me il Napoli ha sbagliato a dare... no, per me il Napoli ha sbagliato a dare a un ass via. Io avrei venduto, anch'io avrei venduto Verdi. Onas è un giocatore più di qualità, giovane e secondo me può dare ancora tanto. L'ha fatto vedere anche giocando poco questa stagione. Però quando è entrato si è messo in mostra e il suo l'ha sempre fatto. Ha fatto anche dei bellissimi gol. Ricordiamoci quel destro da fuori area che si infila alla destra del portiere. Grandissimo gol di Adam Ounas. Llorente secondo me già preso, anche secondo me, anche se poi ci sono quelle voci, sai, ci sono sempre le voci, Llorente, ci sono gli agenti a Milano per l'Inter, Conte vuole Llorente, tutto è possibile, ma secondo me il Napoli punta forte su Llorente e Llorente aveva già parlato con il Napoli e avevano già un accordo, secondo me alla fine arriverà al Napoli. Anche secondo me, Rino, se viene Icardi va via Milik. Infatti, arriva Llorente, ma se poi deve arrivare anche Icardi, andrà via Milik. Oh, io lo dico a malincuore, Ferdinando, Rino, voi che siete tifosi del Napoli, vi dico a malincuore che lascerei partire Milik per Icardi, perché Icardi secondo me è un bomber d'area, fa tantissimi gol. Al Napoli ora gli manca qualcuno che la butta dentro, perché il Napoli è molto sciupone all'avanti, nonostante abbiamo tanti giocatori di talento, perché Mertens è forte, Insigne uguale, Lozano, però sprecano troppissimo all'avanti e ci serve una punta come Icardi che la butta dentro. Sì, anche secondo me Llorente è più del Napoli che dell'Inter, anche perché l'Inter ora in queste ultime ore è arrivato Sanchez, grandissimo acquisto secondo me di Alexis Sanchez all'Inter e secondo me anche se non partirà titolare attualmente non gioca, per chi pensa che gioca da subito Sanchez con l'Inter ha sbagliato, perché ci vuole tempo, come Lozano con il Napoli. Io penso che giocherà Lautaro la prossima partita dell'Inter, come al Napoli riconfermerà Mertens, Insigne e Callecon. Io non vedo Ancelotti convintissimo, anche secondo me c'è stato diciamo qualcosa fra Ancelotti e Milik, perché si è rotto qualcosa, perché Milik ultimamente non l'ho visto contento, non ha giocato nemmeno titolare. Ciao Andrea Blau, buonasera frate. Cioè, il mercato del Napoli è solo chiacchiere, mi dispiace dirlo. Me l'ha sempre detto te. ADL non ha mai offerto 40 milioni per Icardi. Siamo sempre dietro me. Questo può darsi, ma secondo me c'è stato il contatto fra Vandanara e De Laurentiis per parlare di Icardi. Magari forse come dici tu non c'è stata un'offerta ufficiale, solo chiacchiere dei giornali. Staremo a vedere, però se Icardi viene al Napoli veramente voglio spariamo un pallone Maradona. Ma secondo te l'infortunio di Milik è vero? No, io penso di no. Io penso che si sia rotto qualcosa fra Milik e Ancelotti, perché già dopo la partita del Barcellona nel precampionato Milik è stato molto criticato. Allora qualcosa è andato storto fra Ancelotti e Milik, se le so dette qualcosa. Infatti si vedeva anche la risata amareggiata di Milik quando ha sbagliato quel gol di petto. Paratici e Nedved lo hanno detto, non interessa. Chi è Milik? Oh, Icardi. Icardi secondo me lo vedo, io l'ho sempre detto e continuo a seguire la mia strada. Icardi lo vedo più alla Juventus che al Napoli, nonostante dicono no alla Juventus no, però lui vuole la Juve. E se l'Inter prende altri attaccanti, si sta continuando a rinforzare, magari vuole sognare un Milinkovic-Savic, deve vendere Icardi per fare cassa e poi va a prendere Milinkovic-Savic, o altrimenti resta con Icardi a fare muffa. Rino o Naira, anch'io.
giocatore come me è una squadra convinta a fare il grande passo. Gianni Fiore che dice lo prenderemo. Ah, Rakitic, comunque vogliamo ci può stare che la Juve prende Rakitic, e se prende Rakitic veramente gli dà quel salto di qualità enorme, perché servono giocatori del genere alla Juventus, perché sì, con tutto rispetto che ha Pjanic, a Rabiot, però Rakitic rispetto a loro è un top player vero, è un giocatore che ha giocato al Barcellona, ha vinto di tutto, cioè con tutto rispetto per l'At, ma li devono pulire le scarpe a Rakitic. Gianni Fiore, sì, più vedi Icardi vuole la Juve? È vero che Icardi vuole la Juve, sì, anche Vandanara. Per questo o l'Inter o la Juventus per loro. Ferdinando Conte, ma ci lamentiamo che ADL non ha speso. No, ma De Laurentiis comunque ha comprato Manolas, ha comprato Lozano, comunque Manolas l'ha comprato a 16 milioni, perché ha dato Diawara nel contropartita, gli ha dato Diawara con 20 milioni. Lozano 42 sì, e Di Lorenzo 9, Elmas 16, sono d'accordo, però abbiamo venduto anche Rog, ora stiamo vendendo un As, abbiamo venduto anche dei giocatori, non è che ha solo comprato, ha fatto anche un pochino di cassa Dondela. Deve prendere dei nomi importanti sulla carta, deve far paura. Infatti ci serve Ames e Icardi. Io l'ho sempre detto, con Ames e Icardi allora facciamo male alla Juventus, facciamo mangiare o prezzemolo veramente, oppure o limone, zucuzzi, come dice Zi Domenico. Vuole arrivare a scadenza la Juve, non paga 60-70 per Icardi. Vedremo Silvio, vedremo, perché anche l'Inter sta pensando, poi non lo so, magari la Juve decide di puntare su Higuain, cosa che farei io, perché c'hai Higuain in casa, che spende a fare sti soldi per Icardi, cosa li spendi a fare quando c'hai già Higuain a casa tua? Capito? Li spendi per un centrocampista troppo al limite quei soldi, per Pogba, per Rakitic, per Isco, che è un signor giocatore. Io alla Juventus prenderei Isco, che ti fa quel salto di qualità e poi andare a vincere pure la Champions League, quel tuo sogno nel cuore. Ellie, ciao Rino e ciao Sibi. Ciao Ellie versus Ellie. Ciao carissima Pazzarella. Mattia Garay sta andando via, anche Kirikes. Lo so, infatti in fase difensiva il Napoli sta messo male, diciamo, come riserve. Cioè abbiamo Koulibaly e Manolas titolari, abbiamo Maksimovic e Luperto, ma con Luperto, a cacchio vuoi, isso va a fare cartone animato Luperto, Lupo Alberto, cioè non può giocare nel Napoli, con tutti i rispetti, ma Lupo Alberto deve andare a fare cartone animato. Ames purtroppo la vedo difficile, magari c'è un Mister X che non conosciamo ancora e speriamo che sto Mister X sia forte, che non sia come ti posso dire un Scart, un Zop, uno forte. Casemiro serve, vabbè, Casemiro, tu vai già sul gran Casemiro è tanta roba, vabbè, però anche Modric, Isco Modric lo voleva il Milan, è più facile che lo potrebbe prendere una Juve Modric, perché i soldi ce l'ha, puoi andare per pagargli un ingaggio, invece un Milan, onestamente, per tutti i milanisti, ma c'avete i soldi per non chiamare, non c'avete, e volete andare a prendere a Modric, e quando piglia Modric? Tieni guai, bella a te, io e tengo tutti i giorni. Icardi, parole di Paratici, non è mai stato cercato davvero. Vabbè, può darsi. Non capisco questo Icardi, che ormai è saputo che non rientra più nel progetto dell'Inter, per questo credo che non solo i giornali che vogliono Icardi al Napoli. Allora Andrea, Icardi sì, diciamo un po' sempre il giornale sparano queste notizie di Icardi al Napoli, però io onestamente ci ho creduto il giusto, perché ho sempre detto, secondo me se Icardi va a qualche squadra va alla Juventus, non viene al Napoli, perché chi è fissato che la Juventus o con l'Inter vuole quelle due squadre lì, perché si pensa che il Napoli è da seconda fascia. Attualmente è vero, siamo una seconda fascia, non siamo da prima fascia, perché non siamo all'altezza della Juventus,
però ogni anno ci stiamo rinforzando e stiamo crescendo sempre di più. Io ci credo che qualche top arriverà, io credo nella società, credo in De Laurentiis, qualcuno arriverà, non penso che facciamo morte fam, ci accontentiamo di Manolas, Lozano, Elmas, chi è? Manolas, Lozano, Elmas e Di Lorenzo. Non penso che facciamo solo questi 4 acquisti. Chiudiamo con il quinto, penso. Secondo me arriva Llorente e chissà che non arriva qualche altro centrocampista, perché abbiamo solo 4 centrocampisti. Allan, Elmas, Fabian Ruiz e Zielinski. Qualcun altro potrebbe arrivare a centrocampo, attenzione, insieme a un attaccante. E non hai tutti i torti, perciò vuole solo il prestito. Ottimo Ibrahimovic sul suo ritorno alla Juventus. Ibrahimovic lo prenderei al Napoli. Ecco, se non dovrebbe arrivare Icardi più che Llorente, perché non prendiamo Ibra? Ma Ibra ti spacca proprio la porta. Cioè, con tutto il rispetto per Llorente, è un grande, diciamo, nel suo, non assaltare i giocatori, perché a me non mi è mai piaciuto. A me piacciono i giocatori, gli attaccanti che saltano l'uomo, l'attaccante di movimento, Lozano, Mertens, Dybala. Con tutto il rispetto, che Dybala è anche esterno, fanno anche gli esterni a parte la prima punta. Diciamo Ibrahimovic è un attaccante che trasforma proprio la porta, è come i Icardi. Anche secondo me ha anche un potenziale un po' di più, c'ha più esperienza. Io Ibrahimovic ci punterei. Cioè, se non deve venire Icardi, prima di tutto Icardi. Se poi non arriva Icardi, a posto che Llorente prenderei Ibrahimovic. Ciao, Forza Roma e Cagliari. Ciao amico. Lascio il video, il telefono, ci vediamo, buonanotte. Buonanotte a te, frate. Quando vuoi, sono sempre disponibile. Basta che non mi chiedi soldi. Pro Gamer, Di Maria. Di Maria anche, non è male. Di Maria, però noi siamo a posto sugli esterni, ce ne abbiamo abbondanza. Per la Juventus potrebbe essere un ottimo acquisto. Ma anche voi ce ne avete tanti. Non penso che Di Maria verrà in Italia, resta a PSG. Pato al Napoli, che cazzo me l'ha già fatto? Scusa, chi è? Gianni Fiore, ma Pato lascio stare in due Prato, non lo voglio. Ibra non verrà mai fuori budget per sì, per l'ingaggio, è vero Andrea, Andrea Blau, per l'ingaggio è una cosa non fattibile, però chi lo sa, magari Ibra chiede di farsi abbassare l'ingaggio dato che è a fine carriera. Ibra non si muove dai Los Angeles. Anche quello ci sta, ma io ho sentito delle voci sul possibile ritorno al Manchester United. Ora vediamo, perché il Manchester, però comunque è chiuso il mercato in Inghilterra, potrebbe essere a gennaio. Guadagna troppo, sì. Ciao Federico Pascucci, buonasera. Parlami della Lazio. Allora, sta Lazio che fa una grande partita a Genova con la Sampdoria e gli dà 3 palloni. Cosa ne pensi? È sto Milinkovic Savic che incanta, fa una partita straordinaria. Gli attaccanti, Immobile subito. Quest'anno, secondo me, quest'anno è l'anno di Immobile, me la sento. Immobile toccherà i 20 gol quest'anno, se non più. Guarda cosa ti dico, Federico. Immobile farà un grande campionato quest'anno. Ovviamente la Lazio, se riesce a tenere anche a gennaio, ti metto compreso anche il calciomercato di gennaio, se riuscite a trattenere Milinkovic, Savic, tutti i pezzi che ci avete, Immobile, questo e quell'altro, Luis Alberto, la Lazio punterà forte anche per il 4º posto, guarda come te lo dico, sarete fino in fondo per lottarvi la Champions League. Io prenderei Zaic e Petagna per il vice. Allora, Ferdinando, allora, Zaic mi piace tanto, anche a me, giocatore dell'Ajax, nazionale marocchina. Sì, è molto forte, è giovane, è un giocatore di prospettiva, c'ha talento, è forte, e lo prenderei. Petagna no, non è un giocatore da Napoli, onestamente, mi dispiace dirlo, ma Petagna non è un giocatore da Napoli. A quel punto, a posto di Petagna mi tenevo Pavoletti, più o meno stanno lì, no. Ci serve un attaccante più forte, cioè se devo prendere Petagna mi piglia Llorente, con tutto il rispetto, perché Llorente ha un'esperienza, ha fatto la Champions League, ha giocato nelle squadre come Juventus, Atletico Bilbao, Siviglia, è meglio andare a pigliare Llorente. Gianni Fiore, Verratti alla Juve, mamma mia, e questo sarebbe un top acquisto Verratti, farete un grande acquisto se prendete Verratti.
Benzema al Napoli o Suarez? Oh, ma che sparammo tutti sti nomi? Fate peggio di De Laurentiis che spara nomi e poi a posto di arrivare Benzema, Vidal come l'anno scorso arriva Pingo Pallina, arriva Elmas. Con tutto il rispetto per Elmas, è un buon giocatore, è una ottima riserva, ma non è per niente un giocatore all'altezza diciamo di Rakitic per far nome così. Secondo me Llorente e basta, poi mercato finito. Ah, ciao Cavaliere Azzurro, buonasera. Sì, può darsi solo Llorente, però io spero sempre in qualche altro colpo a centrocampo o magari un difensore centrale se esce, se Chiriches è in uscita mi aspetto qualche altro colpo in difesa perché non si può tenere Luperto come quarto difensore centrale perché anche Maksimovic ha le sue lacune, ha i suoi difetti e non ti garantisce una certa sicurezza. Allora, qua stanno scurendo. Allora, Sibio, solo che la Lazio è discontinua, parte sempre bene, ma poi quello è vero. La Lazio parte a bomba e poi finisce per perdersi. Un po' come è stato il Milan o a volte l'Inter. Per questo l'Inter, guardiamolo ora, è forte e tutto, ha giocato con il Lecce e ha dato 4 palloni. Però dobbiamo vedere a lungo andare, dopo una sconfitta dell'Inter, come reagisce. Ovviamente c'è un signor allenatore come Conte, e Conte già lui ha fatto fare il salto di qualità all'Inter. Poi l'Inter ha preso dei giocatori interessanti, Barella, Lukaku, Sensi, dei giovani anche promettenti come Sensi e Barella che dovranno esprimere tutto il loro migliore tutte le cose, diciamo le loro caratteristiche le dovranno esprimere all'Inter. Ovviamente andando in una squadra come l'Inter cercheranno di fare il meglio possibile. Si devono mettere in mostra, no? E faranno di tutto per farlo e secondo me l'Inter quest'anno darà noia, anche se dobbiamo vedere, come ho detto, dopo una sconfitta come reagisce. Allora Mattia, secondo me la Samp non può giocare con il 4-3-3, la Lazio quest'anno farà molto un grande campionato. Sì, la Lazio, l'ho detto, farà un grande campionato. La Sampdoria la vedo sotto la metà classifica, non mi convince tanto, dico la verità. Più della Sampdoria la Fiorentina, quest'anno sarà una sorpresa la Fiorentina, che io inizialmente l'ho messa 12ª nella mia classifica, diciamo, che ho fatto, però ora con gli acquisti che ha fatto Boateng, Ribéry, Lirola, Pulgar si è rinforzata abbastanza bene. Vedo una squadra che può lottare. Poi mi piace tanto la fase offensiva della Fiorentina. Alla Fiorentina gli manca un centrale difensivo e un centrocampista per fare ancora quel salto di qualità e andarsi a prendere l'Europa League, perché guarda che la Fiorentina darà noia alle squadre che lottano per l'Europa League. Guarda come lo dico, c'ha Sottil, Vlaic, Castrovilli, 3 giovani secondo me che saranno sono talentuosi e saranno futuro della Fiorentina perché sono veramente dei giocatori interessanti. Rino o Nile? Silvio, io penso che ora che pure infortunato Ames, Della non lo prende di sicuro. Ah sì, perché si è fatto male al Real, sì, si sono fatto male i 2 giocatori, ora non mi viene a mente il nome, comunque sì, è difficile Ames, ma io ci spero comunque, ci spero fino all'ultimo. Buonasera Valex Rossi, buonasera fratello. Allora, vogliamo parlare del tanto discusso calcio di rigore, dato che ci sono i juventini, ci sono i romanisti e ci sono i partenopei come me. Allora, parliamo dell'episodio di Dries Mertens, del nostro Ciruzzo. Allora, c'era il calcio di rigore, secondo voi, quello di Mertens? No, secondo me non c'era, ve lo ripeto, secondo me non c'era. Però anche quello della Fiorentina non era rigore, quello sulla Fiorentina non era rigore, perché comunque tocca la schiena, rivedendolo bene ho visto che tocca la schiena. Che cosa devo dire? Allora, dico la mia, che se a Mertens ogni tanto cioè a favore del Napoli, danno qualcosa a favore del Napoli, a me io non piango, perché onestamente ci sono squadre che hanno più favori rispetto a noi. Poi avete capito chi è? Vabbè, però sapete, la Juve, anche se non è quest'anno
siamo a favore nostro, abbiamo cominciato noi. Però la Juventus quanti favori ha avuto? Dovete essere obiettivi rispetto a noi. Poi qualcuno ne ha all'Inter, qualcuno ne ha al Milan, la ruota gira, 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 e prima o poi va da tutte le parti. E un favorino me lo piglio pure io, e mi piglio sti 3 punti. Capito? E la ruota gira, 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 è così. Che? Per me non c'era nemmeno il fuorigioco di Ronaldo. Ah, vabbè. Allora, che c'era? Il gioco fuori. Per il Napoli ha fatto una buona partita. Il Napoli? Sì, infatti sì. Allora, essere obiettivo, Fiorentina-Napoli era una partita da pareggio. Voglio essere obiettivo per la prestazione della Fiorentina. La Fiorentina non meritava la sconfitta. Però diciamo le cose come stanno, come esperienza, come giocatori di qualità, come singolo, il Napoli è molto più forte della Fiorentina. E l'ha dimostrato, perché poi alla fine, subito dopo il gol della Fiorentina, che ha ripreso il pareggio, nemmeno 3 minuti, un Napoli subito gliel'ha ficcato il terzo. La qualità, Mertens che cerca con un pallone stupendo la testa di Insigne no, la testa di Insigne, cerca Callecon, che Callecon gliela appoggia a Lorenzo il Magnifico, bam, e la butta dentro. E un Napoli gli dà 4 bistecche a Fiorentina. Allora, Gianni Fiore, Maxi Lopez è andato al Crotone. Ah, ma perché gioca ancora Maxi Lopez? Non solo è cornuto, gioca pure. Allora, Rino O'Neill, Sibiu, ciao. Ellie, ficcato? Ficcato, ma che ficca? Io non capisco che ficca. Su CR7 hanno annullato un gol bellissimo per l'azione del VAR e continuano. Vabbè. Ma che Rino O'Neill, notte Ferdinando. Ah, è andata lei. Buonanotte Ferdinando. Conte è sempre forza napolese. Seguimi su YouTube, Sam. Ferdinando, ti faccio fare un mo pazzo. Rino, grande Rino, ti voglio bene, fratimo, sia a Sibiu che a Rino, sono i miei fratelli, il fratello Gobaccio e il fratello Partenope, ma anche Andrea Blow non è da meno, ti voglio bene Andrea Blow, perché sei un grande criticone, io ti voglio bene. Ritornando al mercato, per me il grande colpo di quest'estate era Bale, sto ballando, Bale. Ormai è fuori dai piani di... Sì, sarebbe stato un grandissimo colpo, Bale. Mantenere una Mercedes solo un'unità... Ah, perché porto pure la Mercedes, va pure a correre. No, a parte scherzi. Comunque sì, sarebbe stato un grandissimo colpo. Io avrei tentato il colpaccissimo del Napoli, Isco. Lo so che è impossibile, non rientra nei parametri del Napoli, l'ingaggio, quello e quell'altro. Il Napoli non è una squadra da prima fascia, non è la Juventus, che ce ne fotte, rancia Isco, voglia Isco, forza Castello comunque. Ah, parliamo del Cagliari anche, bravo, mi fa parlare il Cagliari che perde in casa la prima con il Brescia e fa saltare tantissime schedine, pura mia, alle mortacci. Perdo per il Cagliari io e per la Lazio, che c'avevo gol, nemmeno un gol ha fatto la Sampdoria, nemmeno un gol ha fatto la squadra della tua moglie, Rino. Mi dispiace che si è prese 3, perché siccome ha giocato a Genova si è preso 3 peste alla genovese, Zugus, però mi dispiace tanto. Il calcio gira, e come dico, gira sempre a ruota. Ma state scomparendo tutto quanto. Ellie versus Ellie, dimmi qualcosa del mangiare, dimmi quando mangi tanto sempre, ma dove non male panza a mangiare tutta quella roba. Parliamo della Roma, dato che c'è la romanista in chat, parliamo della Roma. Allora, la Roma che la prima giornata fa 3-3, ma che? Ma perché avete sta difesa a colabrodo? Prendete tantissimi gol, io non so come dovete fare. Ciao Zazzone09, ciao amico Juventino, un altro Juventino, venite tutti, salite sulla giostra, questo è il Napoli, venite tutti Juventini.
bruttissima partita e Brescia più in palla, davanti manca l'attaccante, oltre a Pavo Gol. Sì, sono d'accordo, perché João Pedro non è un giocatore che può dare sempre continuità. João Pedro è un ottimo, diciamo, attaccante, un'ottima semipunta che gioca dietro Pavoletti, però gli serve qualcosina in più per fare quel salto di qualità. Secondo me il Cagliari ha sbagliato a dar via Farias insieme a Pavoletti, secondo me faceva un bel attacco. Avete fatto lo sbaglio a darlo via Farias. A me piaceva perché sapeva saltare bene i giocatori e ti dava quella possibilità di dare il pallone in testa a Pavoletti o fargli fare l'acrobazia e farti gol. Farias serviva. Purtroppo De Frel non è... Oh no, Silvio, sei d'accordo con me che Farias serviva? No, la farina, Farias. Allora, versus Ellie, ma sì, it se tutto a posto, ma sì. Ellie, che ti volevo dire? Parla da Roma, dai. E avete preso 3 gol, come fate a pigliare 3 gol? Avete sta difesa scandalosa, dai. Cioè, tutti gli anni la stessa cosa. Juan Jesus, tiene un nome Gesù, dovessi fare i miracoli, invece tu fai gol da solo, fai gol da solo, fai. Cioè, li fai andare in porta tu, giochi con la squadra avversaria. Mi dispiace. Però il Cagliari ha anche Cerri, sì, siamo lì. Cerri è un attaccante molto simile a Pavoletti, cioè è una punta che sta lì, aspetta il pallone, cioè bravo. Vedi se sarà... Farias non era fondamentale a Lecce, farà bene. Al Cagliari serve una punta forte. Sì, serve una punta forte, una semipunta più che una punta, perché Pavoletti fa la punta. Ti serve uno dietro a Pavoletti che gli dai i palloni, oppure se in esterno che si sposta sull'esterno e gli crossi i palloni per fare gol, che è il pane di Pavoletti, favoloso. Hai visto Kalinic vicino alla Roma? Sì, cosa ne penso di Kalinic? Secondo me Kalinic ha fatto quell'esplosione alla Fiorentina inizialmente, ora ti dico la verità, non mi piace perché non è un giocatore continuo, ha fatto tutto a un botto, una caterra di gol e poi è morto Kalinic, è molto scavato, mi sembra The Walking Dead, è un zombie, cioè onestamente non mi piace Kalinic. La Roma poteva prendere un'alternativa migliore, ecco, Llorente che aveva, diciamo, provato a prendere anche la Roma, si è ritirata perché comunque il Napoli, con tutto che ti voglio bene che sei della Roma, chi stava parlando, non l'ho già visto, no, Zazzone, comunque che ti voglio bene, Juventus, ma Llorente preferirebbe il Napoli che la Roma, capito? Ma per questo Kalinic potrebbe andare alla Roma, ma non mi piace. Rugani si chiuderà con la Roma alla fine. Ecco, Rugani non è male, anche se anche lui ogni tanto lascia qualche buchino, però Rugani rispetto a Juan Jesus è molto più ordinato anche nel possesso palla, nel far partire l'azione. Juan Jesus è un Uvac proprio, è un Uvac e Natale, è un Godon Bioc. Domani vedrai i sorteggi. I sorteggi della Champions o dell'Europa League, Mattia, scusa. Rino Nair, Kalinic è in parabola di discesa. Io tengo la parabola di Sky, non la conosco la parabola di discesa, di salita, perché il Napoli è su. Io conosco solo la parabola di salita. Mattia, guarda, Champions. La Champions, vi auguro il meglio. Guarda Mattia, sono contento per voi perché l'Atalanta ha fatto un signor campionato e avete strameritato di andare in Champions. Avete meritato di andare avanti all'Inter, al Milan, ci può stare chi vuole purissimo in chat, pure Sand, ma lo devono sapere che l'Atalanta ha meritatissimo di andare in Champions, è stato meritato il terzo posto della Dea. Avete fatto un signor campionato da 10 in pagella, meglio del Napoli e meglio della Juve l'anno scorso. Alla Juve arriverà un buon centrocampista, se liberano qualche...
Sì, 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 più, però guarda, potrebbe arrivare, potrebbe, perché ci avete prima da dar via i giocatori, Matuidi, Khedira, Emre Can, qualcuno deve andare via, se no non arriva nessuno, perché comunque avete preso Rabiot, avete preso Ramsey, cioè due centrocampisti l'avete preso, se non vendete non arriva nessuno. Di niente Mattia, figurati, è la verità. Il palermitano, grazie mille, grazie mille. Allora, parliamo del Palermo anche, dato che ci sei. Bellissima Sicilia, bellissima squadra, spero che tornerete nella Serie A, perché il Palermo, come tutte le squadre del Sud, io voglio che sono in Serie A, che vengano in Serie A, perché io amo il mio Napoli, ma amo le squadre del Sud. Allora, io spero che sto Palermo, perché per la Sicilia, per la città che ha Palermo, cioè una squadra come il Palermo cioè non si può vedere nelle categorie basse, non si può vedere quello che è successo. Io vi auguro il meglio possibile, auguro a tutta la città di Palermo, a tutti voi tifosi, che tornate presto in Serie A. Ovviamente come al Crotone, come tutte le squadre che... Anch'io sono di Palermo, Zazzone, infatti lo so, lo so. Spero che tornate in Serie A, perché voglio il Palermo in Serie A, come il Catania. Voglio Palermo, rivoglio il derby Catania-Palermo in Serie A. Sì, sì, lo so, infatti la penso come te. La penso come te, il palermitano, sì, la penso come te. Bravo Rino, sì, sono d'accordo Rino Nair, sono d'accordo fratello mio. Come a te Sibiu 2010, dimmi, Atalanta merita di vincere un trofeo. Sono d'accordo con te Sibiu, sono d'accordo, l'Atalanta merita qualche trofeo. Quando meno meritava, secondo me, nulla a togliere alla Lazio che ha vinto tanti trofei. L'anno scorso per la stagione che ha fatto l'Atalanta, io volevo che la vinceva l'Atalanta, la Coppa Italia. La vinceva l'Atalanta. Non me ne vogliano niente i laziali, ma la Lazio ha vinto abbastanza. L'Atalanta che ha fatto una grande stagione l'anno scorso meritava il trofeo. L'Atalanta per me la vince la c'è. No, ora scusa il palermitano, non ci allarghiamo. L'Atalanta che vince la Champions è impossibile. Per me è impossibile. Nulla è impossibile, però l'1% perché ne ha. Cioè, non la vince il Napoli, non la vince la Juventus che c'ha uno squadrone, c'ha due squadre. Cioè, la Juventus ha due squadre, con tutto rispetto, ma no, non la può mai vincere l'Atalanta. Grande idea, altre squadre che fa un... Sì, hanno un calcio stupendo, io l'ho sempre detto, l'Atalanta l'anno scorso ha fatto il calcio migliore che in Serie A, anche meglio del nostro Napoli. Quest'anno però, vedo qualcosa di meno in difesa, appunto perché è partito Mancini. Però magari l'Atalanta riuscirà a centrare comunque l'Europa League, se non la Champions League. Napoli e Atalanta faranno bene, fidati. Sì, questo ne sono certo, Sibiu. Sono certo che Napoli e Atalanta si riconfermeranno. Però non so se l'Atalanta... La vedo difficilissima che ricentra il quarto posto. La vedo più per l'Europa League. Perché al quarto posto vedo lottare Lazio. Il Milan attualmente no, ma si può riprendere. Ma vedo la Lazio e vedo la Roma. Anche la Roma, diamogli tempo perché c'ha degli ottimi giocatori. Ha preso Veretù che ancora deve giocare, ha preso Diawara che comunque è un giovane interessante. Non pensate perché al Napoli non ha mai giocato, ma se gioca secondo me potrebbe far bene. Poi ha preso Mancini, che è un signor difensore proprio dall'Atalanta. È restato Dzeko, a Pellegrini, a Zaniolo. Cioè un bel centrocampo la Roma. Cioè la Roma secondo me può puntare al quarto posto. Attualmente la vedo favorita sull'Atalanta e anche sulla Lazio. Infatti come ho messo in classifica la Roma la do quarta. Secondo me alla fine la Roma può centrare il quarto posto. Attenzione all'Atalanta però secondo me Atalanta e Lazio alla fine vanno in Europa League. Vanno in Europa League e attenzione alla Fiorentina. Fiorentina che vi può dare noia però. Il Palermo, tutto Juventus, bella. Occhio anche al Castello. Sì, allora, sì, il Cagliari sì, è una bella squadra, però
manca qualcosa in difesa. Secondo me il Cagliari deve fare qualcosa in difesa. Non bastano Cepitelli e poi non ricordo chi altro ha in difesa. Poi c'ha Giannolicolis, la Giaconas, c'hanno dei nomi quel greco là, la Giannikos, insomma, quello lì, hai capito chi è? Insomma, gli manca qualcosa in difesa perché bravo Lico Giannis, c'ha un nome strano, c'ha proprio un nome come una cosa greca là che si mancia, insomma, è difficile da pronunciare. Gli manca qualcosa come terzino e difesa. Il Cagliari è da rifare in difesa, secondo il mio avviso. Gli manca la difesa. Poi da reparto in su, da centrocampo in attacco, sta bene. Diciamo più il centrocampo, in attacco gli manca proprio come hai detto tu, un'altra punta. Sì, il palermitano, ma chi è sto giocatore? E che lo conosci, infatti, Lico Giannis. Però mi sembra giocava al Panathinaikos, una squadra greca, se la sapete, che ha la maglia verde, quella che c'ha Fiora. Capito? Sì. Sì, è un buon terzino, sì, però sì, come Zazzone non ti fa fare il salto di qualità, non ti fa mangiare. Il Palermo è una merda sto giocatore. Oh. Sì, anche a me non mi piace niente, devo dire la verità, sto Lico Giannis. In difesa sta messa male il Cagliari. L'Atalanta se non riuscirà a centrare nuovamente alla Champions sarà perché la partecipazione infatti Rino Onair, fratello partenopeo, secondo me l'Atalanta troverà difficoltà in Champions, più che in Champions. Io penso che l'Atalanta ci sorprenderà in Champions, magari riuscirà a centrare il terzo posto, non penso sarà molto dura che passa il girone, ma penso che un terzo posto lo riuscirà a centrare a sorpresa con un girone difficile e riuscirà ad andare in Europa League. Però così facendo, fra Champions, Europa League, restando sempre in Europa, allungando le cose, pagherà l'Europa e pagherà in campionato, cioè in campionato non riuscirà a ripetersi e andare in Champions e così resterà fuori dalla Champions e va in Europa League. Questo è il mio pensiero, Poi voi mi dite la vostra, cioè mi dite che secondo voi potrebbe anche farcela, non lo so, ma io penso di no. Secondo me lotterà per un posto in Europa League. Comunque l'Atalanta fa un bel calcio come sempre. Muriel è stato un grande acquisto proprio perché c'ha da fare la Champions. Se non fa acquisti l'Atalanta, chi li deve fare? Io, capite? È quello. Zazzone, che ne pensi del mercato dell'Inter? Il mercato dell'Inter ha fatto un grande mercato, però all'Inter, secondo me, se vuole diciamo far testa a testa con la Juventus proprio, anche sorpassare il Napoli, deve prendere Milinkovic Savic. Perché ora ha preso anche Sanchez, il reparto attacco c'ha Lautaro, c'ha Lukaku, c'ha Sanchez, c'ha Politano, c'ha una grande squadra in avanti l'Inter, è forte, c'ha Candreva che può giocare anche esterno in avanti. L'Inter, cosa gli manca all'Inter? Secondo me all'Inter gli manca il centrocampista top. È vero, c'ha Barella, c'ha Brozovic, c'ha Gagliardini, c'ha Vesino, c'ha Sensi, ma gli manca la ciliegina sulla torta per arrivare alla Juventus. Milinkovic, Savic. Con Milinkovic, Savic allora l'Inter è tosta, con Milinkovic, Savic l'Inter ci darà veramente filo da torcere, ma io penso che la Lazio non se ne priva, perché altrimenti l'avrebbe già fatto. Non penso che negli ultimi giorni si va a levare Milinkovic, Savic e poi è difficile sostituirlo, non penso proprio. Muriel è un ottimo calciatore, il problema è che non è molto continuo. Ecco, bravo Rino Nair. Muriel è un ottimo giocatore ma non è continuo, sono d'accordissimo. Quando è in giornata spacca le partite, fa tantissimi gol, ti fa vincere la squadra, ma poi quando non è in condizione fa una partita orrenda, cammina nel campo, proprio cammina, e per questo sì, è un ottimo giocatore, secondo me da tenere come riserva e farlo entrare in partita in corsa che ti può dare il meglio. Appunto l'Atalanta avendo Ilicic e Gomez, magari Gomez, Malioski, non lo so, cioè ha preso i giocatori lì l'Atalanta in avanti.
magari Muriel sì, lo può mettere in corso e ti spacca la partita, come ho detto, perché lui è bravo in quello, cioè lo fa entrare bello fresco, pimpante e ti fa i gol e ti fa vincere la partita, come ha fatto con la spalla. È difficile fare affari con Lotito, sì, lo so, perché Lotito te li fa pagare i giocatori, non è il primo giocatore che vende a caro prezzo. Felipe Anderson ha venduto giocatori a cari prezzi, la Lazio, anche lo stesso Nedved quando l'aveva venduto alla Juve, se li fa pagare i giocatori, se li fa pagare. Elmas sarà una sorpresa come lo è stato Fabian. Ci spero tanto, Rino, ci spero tanto. Nelle partite precampionato ho visto un ottimo Elmas, ho visto un'ottima visione del gioco, ma soprattutto lo sai cosa ho visto su Elmas? La bravura di questo giocatore, il cambio del gioco, che sa cambiare il gioco da una parte all'altra e che sa proteggere il pallone. Può essere un ottimo acquisto appunto per far salire la squadra in avanti dal centrocampo in poi. Sì, c'ha delle qualità che mi piacciono, però secondo me non c'ha non voglio dire che è Fabio Arruzzi, perché arrivare a Fabio Arruzzi è difficile, però è un buon giocatore, è un buon giocatore. Ti sei dimenticato che l'Atalanta ha Duvan Zapata? Sì, vabbè, quello nemmeno l'ho contato perché lo do per scontato, come è una prima punta. Io parlavo di esterni, Andrea Blow, Zapata, vabbè, è un signor attaccante. Noi purtroppo quando avevamo Sarri, lo sai che Sarri sfruttava quei 12-13 barra giocatori e Zapata ha giocato pochissimo. Come è andata all'Atalanta? È esploso Zapata. E noi con Scema a Zapata l'abbiamo venduto, nemmeno l'abbiamo dato in prestito e così l'abbiamo perso. Poi l'Atalanta è ovvio, ti fa una stagione che ti fa 30 gol, arriviamo noi e lo vogliamo un'altra volta, è normale che ti spara 50 milioni e mica sono scemi. Abbiamo fatto una cavolata lì, abbiamo fatto una grandissima puntini. Contro di noi Muriel si è sempre esaltato come Quagliarella. Sì, si sono sempre esaltati, sì. Quagliarella sì, ha fatto sempre gol con noi, poveraccio, però gli auguro il meglio, il grandissimo Quaglia che ha fatto una grande carriera e sono contento per lui. Sarebbe stato bello vederlo chiudere con la maglia del Napoli, capire, solo per quello, perché lui ci teneva alla maglia del Napoli, però per le varie storie poi non è tornato più, anche perché sappiamo che il nostro presidente non rivuole giocatori che già ha avuto al Napoli, vuole giocatori giovani, poi ci fa esord a plusvalenza. Vedresti bene Bertolacci all'Atalanta? Allora, Bertolacci, ti dico la mia, Mattia, Bertolacci è un flop, ha fatto la migliore stagione a Genova, poi da lì è perso, è andato al Milan, è stato un flop al Milan e secondo me no, io punterei più su un giovane di talento che su Bertolacci, ti dico la mia, Mattia, non mi piace Bertolacci, andrei a prendere più un giovane più talentuoso, cosa ti posso dire, qualche giocatore più un ventenne, un trentenne, tipo Mandragora vedrei bene all'Atalanta, però l'Udinese col cavolo che te lo dà, però Mandragora sarebbe un ottimo acquisto per l'Atalanta, secondo me, Rino Nair, Sarri alla Juve, con tutti i calciatori che ha a disposizione sarà impiegarli tutti bene. Sì, secondo me Sarri all'inizio farà fatica, come stiamo vedendo attualmente, però piano piano secondo me comincerà a ingranare, come ha fatto quel Napoli. All'inizio ha avuto fatica, vi ricordate la partita di Sassuolo, che io ai mortacci sua ero pure allo stadio, niente, si era perso con Sassuolo. Secondo me farà fatica all'inizio e poi comincerà a fare risultati, ne sono sicuro, perché Sarri su quello, sul bel gioco, sul far giocare la squadra ce l'ha il suo. L'unica cosa è che farà giocare con noi, faceva giocare i 12-13 barra giocatori, dobbiamo dire anche quello, perché non avevamo la panchina all'altezza. La Juventus c'ha due squadre, Rino, e purtroppo dobbiamo ammetterlo, e Sarri potrà utilizzare i giocatori. Andrea Bro, ho capito che Elmas può essere una sorpresa, ma se premetti il tifoso non può ringraziare per
ADL averci salvato dalla Serie C. Bravo, su questo sono d'accordo, perché è arrivato il momento di fare il salto di qualità e vince qualche trofeo, perché il Napoli è da anni che sta al secondo posto, poi la gente ci viene a piapo il culo, siete eterni secondi, dobbiamo vincere qualcosa, basta arrivare secondo, basta! Mario Cuore Nerazzurro, ciao fratello, ciao amico mio, come stai? Tutto a posto? Grande partita dell'Inter, 4-0 hai vinto, grande, grande. Oh, Pasquale 06, buonasera fratello partenopeo, come lo vedi Llorente al Napoli? Llorente al Napoli, buona alternativa per Milik, cioè non titolare. Non lo mettete in capo che fa il titolare, perché mi dispiace chi pensa che Llorente è più forte di Milik, ma siete proprio fuori strada, avete dovuto appiare l'autostrada proprio, perché Milik ha tutto un potenziale da dimostrare, Ovviamente poveraccio, ha avuto quei due infortuni al crociato, avrà da ruotare, girare, come girare, e poi piano piano arriverà alla sua condizione. Speriamo, perché stiamo aspettando che Milik sia più concreto sotto porta, perché a Milik è un è un signor giocatore, secondo me è forte. Gli manca la concretezza sotto porta, è troppo sciupone. Solo per quello voglio Icardi, perché poi Milik rispetto a Icardi è un giocatore più che si muove anche dietro le linee, dietro la difesa, si muove anche fuori della difesa, va a prendere il pallone, si muove con l'attacco, con Insigne, con Mertens e con Callecon. Però Icardi ne sbaglia poco in area. Ditemi che le volete voi, potete dire ma Icardi rompe lo spogliatoio e quello e quell'altro, ma già capito, ma Icardi fa gol, e cosa importa nel calcio, cosa ti porta ai risultati? Devi fare gol, se fai gol fai vincere pure la squadra. Lukaku cosa ha fatto? Lukaku non è che ha saltato Pinco Pallino o quell'altro, come ha preso il primo pallone, ha fatto gol. Cioè Lukaku è questo, Lukaku è questo, quando gli dai il pallone ti fa il gol, non è un giocatore che ti salta il difensore, perché su quello è grosso Lukaku, è in armadio e fa fatica a saltare anche i giocatori. Andrea, non è il caso di rischiare, la possibilità economiche del Napoli sono quelle che sono. Sì, sono d'accordo. Tutto ok, frate, comunque sì, bella vittoria, però piedi a terra, è solo il Lecce, sì, sono d'accordo. Però sono fiducioso per quest'anno. Lo sono anch'io per voi, cioè l'Inter lotterà con il Napoli e la Juventus fino alla fine. Guarda cosa ti dico, perché l'Inter è una signora squadra, Mario, è una signora squadra. Ve lo ripeto, te lo ripeto anche a te che non c'eri. Se prendete Milinkovic-Savic, potete puntare forte al campionato. Lo potete anche vincere. Vedi cosa ti dico, perché avete preso Biraghi ora e anche Sanchez, oltre a Lukaku, Sensi e Barella. Mamma mia, uno squadrone, state a fare uno squadrone. A noi ci manca Ames e Icardi per fare il salto di qualità e andare a rombucacchia alla Juventus. Rino, ma hai visto che ADL in prestito ai giocatori gli va bene un Sanchez? Sì, potevamo prenderlo anche noi Sanchez, Andrea, però cioè Sanchez abbiamo troppi esterni, cioè che ci fai di Sanchez? È vero, può fare anche la prima punta, ma è un piccoletto anche lui, è come Lozano, come Mertens e come Insigne. Lozano e Mertens possono fare anche loro la prima punta, cioè è uguale, no? Sanchez non ci serve, a noi ci serve un attaccante come alla Ibra, alto, che ti fa da area, Icardi o Llorente. Questi sono i tre nomi che vi faccio in attacco, con esperienza, con tanti gol nella carriera e che hanno fatto bene tutte e tre, a parte Llorente che ha fatto meno bene, però Llorente lo metteresti come alternativa a Milik. Ibrahimovic e Icardi potrebbero fare i titolari al Napoli a questo punto, capito? Io punterei su uno dei tre nomi. Buonasera Francesco e Romano, buonasera amico romanista, fratello romanista. Napoleone, mi puoi dire la classifica dalla settima alla prima squadra di Serie A? Allora te lo dico, come avevo detto, al settimo posto, però ora sono cambiate qualcosa, perché in base al calciomercato avevo detto che qualcosa cambiava. Allora, al settimo posto attualmente voglio mettere la sorpresa, la Fiorentina, al sesto posto l'Atalanta, al quarto posto la Roma, al
Aspetta, scusatemi. Al settimo posto voglio mettere l'Atalanta. No, settimo posto voglio mettere la Lazio. Vabbè, sto facendo casini. Sto facendo un burdello. Allora, al settimo posto la Fiorentina. Al sesto posto l'Atalanta. Al quinto posto la Lazio. Al quarto posto la Roma. Al terzo posto l'Inter. Attualmente, se prende Milinkovic, poi sale. Al terzo posto l'Inter. Secondo il Napoli e primo purtroppo ancora la Juventus, ancora la Juve. Niente Francesco, perché secondo me la Roma fa un grande campionato. Non guardare la prima partita, ma la Roma ha una bella squadra. Vi manca solo un difensore centrale, guarda cosa vi dico, un difensore centrale e una punta che possa fare il vice Dzeko. E anche se serve, scusa, chi è? Rino, esatto, sì. Lukaku e Sanchez ha ridato vita all'Inter per me. Sì, Andrea, perché Lukaku e Sanchez poi hanno giocato anche al Manchester United assieme e per questo io dico che loro due insieme nell'Inter faranno benissimo, ma però non arriveranno alla Juventus e nemmeno al Napoli, secondo me. All'Inter manca Milinkovic Savic per sorpassare il Napoli e per giocarsela alla pari con la Juve, perché non posso dire che sorpassa la Juventus, perché la Juventus dopo 8 anni di fila che vince il campionato resta la favorita. Voglio, non vi montate la testa Napoli, io non me la sto montando, cioè io ci spero come sempre, perché sono tifoso del Napoli, è il mio sogno, come il sogno di tutti noi, abbiamo un sogno nel cuore tutti noi e ci speriamo sempre, no? Al nostro Napoli che vince quella cosa lì che non voglio nominare, però la Juve parte favorita, poi Inter e Napoli sono sullo scalino lì. Io prenderei Benassi a centro, ecco, bravo Mattia, Benassi già è meglio di Bertolacci, Benassi già è un buon centrocampista per l'Atalanta. Sì, questo ve lo consiglio, anche se te non sei il procuratore non lo puoi comprare. Secondo me l'Atalanta farà un quarto o quinto, le prime tre rimangono così. Sì, le prime tre sono loro tre, poi la Lazio se la può lottare con la Roma, sì, però la Roma la vedo un pochino favorita sulla Lazio. La Roma, come ho detto, resta la quarta per me, la Lazio quinta. Mario Cuore, il Milan come lo vedi? Attualmente l'ho detto, attualmente ottavo, attualmente fuori da tutto, ottavo in classifica, attualmente. Cioè, no, ottavo o nono, se la lotta con la Fiorentina, sono lì, Io preferisco un mercato di... no, la Fiorentina l'avevo messo settima, che cacchio sto dicendo? Al Milan ottavo, sì. Rino Nairi, io preferisco un mercato di sconosciuti che mi porta in Champions piuttosto che uno di nomi che hanno stentato e mi porta in UEFA. Allora, ti posso dare ragione da una parte, ma guardando la Juventus, guardando l'Inter, c'hanno tutti i nomi con giocatori di esperienza, Lukaku, Sanchez, Candreva che ha giocato comunque alla Juventus prima di andare alla Lazio, cioè stiamo parlando di una squadra molto che rompe i coglioni, anche a Samoa, cioè l'Inter quest'anno ci romperà, ci darà fastidio, ma io guarda, sono contento perché mi dispiace dirlo Sipiu, ma voglio che quest'anno vinca o il Napoli o l'Inter, prima di tutto il nostro Napoli, prima di tutto il Napoli, poi se non dovesse essere il Napoli, l'Inter. La Roma, non mi dispiace anche dire su questo, la Roma per lo scudetto non la vedo, ma la vedo per una lotta Champions League. Il Milan come lo vedi? L'ho detto già, stiamo a una volta. Per me Milan quarto, Roma quinto e Lazio sesto. Il Milan attualmente fa fatica, però non è da escludere, non è da escludere, anche se la vedo difficile, la vedo nera che il Milan arriva quarto, la vedo proprio difficile. La Roma resta favorita, secondo me, la Roma è più forte. Golazzo TV, ciao amico, ciao Matte, tutto a posto. Allora, l'Udinese, come la vedi l'Udinese? Che avete vinto la prima proprio con il Milan, con Becao meravigliao, che meraviglia, con Becao meravigliao, e gira. Ma il Napoli non è obbligato a vincere, la nostra storia non è fatta di vittorie,
Infatti, chi dice che siamo stati... C'è gente che dice che la nostra stagione è stata fallimentare. Ma cosa fallimentare? Perché il Napoli, se riesce a centrare l'obiettivo Champions League, non ha fallito. Anzi, piglia i soldi. Il Napoli è stata una squadra che ha sempre lottato per i posti bassi oppure per l'Europa League. Ora siamo cresciuti, siamo diventati una grande squadra, un top club attualmente. Lo dobbiamo dire, anche se di seconda fascia, ma siamo un top club. Grazie a De Laurentiis, anche se Andrea, lo so che ti sta un po' cacchio De Laurentiis, però se non era per De Laurentiis non eravamo lì come top club. È vero che ora ci vuole salto di qualità, vogliamo vincere qualche trofeo, ci siamo stancati. Prima o poi arriverà qualcosa, sono fiducioso. Bravo Andrea, però non è obbligato nemmeno, ma non è obbligato, ma perché non provarci? Bravo. Con questo sono d'accordo anch'io. Dobbiamo provarci, dobbiamo crederci. Abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna campione. Ciao Rino, ciao a tutti amici. Ciao Golazzo, vai, palla dell'Udinese. Dimmi di Becao meravigliao, che meraviglia. Mario Cuore nerazzurro, secondo te come finisce tra Cagliari e Inter? Vince l'Inter, vincete voi, ti voglio dire anche il risultato? 0-1, 1-0 per l'Inter, 1-0 dell'Inter, ancora gol di Lukaku 1-0. Silvio, Rino, Lavezzi al San Lorenzo è tuttora un idolo. Sì, Lavezzi nel cuore, sempre, è il pocio nei nostri cuori. Ok, come mai non carichi più video? Ah, ok, ma come mai non carichi più video? Ma con chi ce l'hai? Con Silvio Golazzo? Allora, ciao, buonasera fratello partenopeo, Checco Spronati. Ciao Checco, benvenuto. Allora, Rino Naira, Andrea provaci, ci proviamo. L'ultimo video ti è andato a bomba, Andrea Blow. Andrea Blow è un grande. Infatti, portano pochi iscritti da parte mia. Andrea, tiene 7, quanti c'è? 10.000 iscritti. E se mi ti fossero un'apola, no? A Paramma ce ne poco. Sto paziando, se puoi, ovviamente non è che tu stai nella testa degli iscritti, però mi farebbe piacere che un po' di iscritti del Napoli vengano dalla nostra parte, perché questo, ricordiamoci, non è solo il mio canale, ma il canale di tutti, perché a me piace stare con tutti e questo canale è nostro, perché a me siamo una famiglia, per me siamo una famiglia, non sono da solo. Siete voi con me e io con voi, siamo una cosa sola, dai? Siamo una cosa sola. Per me mi piace vedere così, come se lavoro con voi, per me è un lavoro questo, e io sto sempre con voi e voi state sempre con me, ci diamo pure i bacetti. Juve Napoli pronostico. Juve Napoli pronostico. Juve Napoli pronostico, vedo un pareggio, devo essere sincero. Juve Napoli 1-1 oppure una partita bloccata 0-0. Spero di sbagliarmi e vincere a Torino, ma anche un pareggio a Torino, guarda, non è male per il nostro Napoli, perché comunque a Torino, Juve Napoli, te l'ho detto, forza Castello. Silvio, forza Castello non te lo posso dire perché io sempre solo forza Napoli. Però mi fa piacere che il Cagliari fa un buon campionato, perché comunque, ti ripeto, è una squadra del sud e voglio che fa bene. Ma Napoli ne fu criticato l'acquisto. Mario Cuore, comunque sei davvero sportivo, bravo fratello, grazie mille Mario, grazie mille, ti ringrazio. Vabbè, io non la vedo come alcuni qui, io penso che con qualche giocatore di spicco si potrebbe fare di più. Sì, sono d'accordo Andrea, con Andrea Blow, con qualche giocatore di più, fratello, potremmo fare quel salto di qualità e far paura alla Juventus con James Rodriguez oppure solo con Icardi. Io penso che solo con Icardi è un difensore centrale, perché ci serve un sostituto che possa sostituire Manolas e Koulibaly, lo ripeto, con due pezzi così, un difensore e una prima punta, il Napoli può lottare per lo scudetto con la Juve e anche l'Inter, perché l'Inter c'è. Invece mi puoi dire la tua top 5 capocannonieri? Allora, capocannoniere quest'anno, capocannoniere allora, questa è un po' tosta. Allora, al quinto posto ci voglio mettere Piatek. Al quarto posto ci voglio mettere
quarto posto Dzeko, terzo posto per Lukaku, secondo posto per Dries Mertens e primo Cristiano Ronaldo. Questa è la mia classifica. Rino, se uno seguisse tutto il calcio in generale sarebbe meglio, adesso quello da prendere. Mario Nardi, Roma-Lazio pronostico. Allora, Roma-Lazio pronostico. Allora, la Lazio la prima ha vinta fuori casa, la Roma ha pareggiato in casa, vince la Roma per 1-0 secondo me. Vince la Roma 1-0 o addirittura prevedo, no, perché la Roma prende gol, scusate, prevedo una partita di gol o 2-1 o 3-2, 2-1 3-2 per la Roma. Scusate un attimo che già metto il computer sotto carica perché sennò si spegne e poi ve ne vado a cuccare tutto quanto senza Napoli 87 o scudetto Napoli ero cacchio sai piano piano passano ma lontano. Ciao a tutti, buonasera a tutti da Napoli. Allora Fratimo, occhio a dare per già persa la partita, tutto qui, la nerazzurra suderà il Cagliari è tosto. Sì, quello è vero, però sì, più con tutto rispetto per il Cagliari, ma l'Inter quest'anno rompico io, cioè per non di parolacce, l'Inter quest'anno darà noia, quest'anno ci darà noia. E la vedo che la vince. Ciao frate, vado a dormire, sveglia alle 6:30. Buonanotte. Buonanotte a te Mario Cuore Nerazzurro e grazie per essere stato qui in live con me. Sipio, anche Insigne farà bene ed anche Mertens. Allora, Insigne sì, Insigne anche secondo me fa bene. Farà qualche gol in più rispetto all'anno scorso. Sì. Secondo me Insigne anche lui si avvicinerà quasi ai 20 gol, voglio esagerare, 15 gol. Secondo me sui 15 gol lo fa Insigne. Rino Nair, notte Mario. Notte Mario, già l'ho detto. Buonanotte Mario, ancora, te lo ripeto. Il derby del sole, secondo me vince il Napoli 3-1. Con chi? Con chi vince? Con la Juve, Speram. O con... non l'ho capita. Comunque, Francesco, non l'ho capita. Mi puoi ripetere con chi vince? Che con la squadra di Roma o con la Juventus 3-1? Magari fosse che la Juve 3-1. Ci metterei la firma. Io prenderei Luis Miguel e Miguel Bosé. Coppia che farà cantare. Sì. Rino Rai, Sipiu, Mattia, comunque è bello confrontarsi con un competente come te, grande. Grazie mille, fratello Bergamasco, grazie mille. Napoliello è forte, aumentiamo i pollici, arriviamo a 20. Grazie mille, Sipiu 2010, ti ringrazio tantissimo. Checco Spronati, fra io vado, ciao a tutti e forza Napoli sempre e comunque forza Napoli e buonanotte, fratello partenopeo. Buonanotte, Checco Spronati. Alla prossima live, grazie mille per essere stato qui. Andrea Blow, il derby del sole è con la Roma, scusate perché uso la pioggia, infatti là ci sta nebbia. Allora con la Roma sì, con la Roma penso anch'io che vinciamo, sì, quello lo penso anch'io. Chi si salva? Allora secondo me si salva attualmente, perché ora sono cambiate le cose, il Brescia si salva. Vedo in retrocessione, ripeto ancora, Lecce, Verona e a questo punto metto la spalla. Lecce, Verona e spalla, retrocessione. Le cose sono cambiate, come ho detto, per il calciomercato. Il Brescia ha preso anche Ballotelli, a Tonali, ha dei giocatori che anche hanno impressionato a Cagliari. E 3 punti già subito partendo così a Cagliari, guarda che sono 3 punti importantissimi, facendoli fuori casa, in un campo appunto tosto come quello del Cagliari. Chi vince la Coppa Italia? Allora, la Coppa Italia. Allora, fra le favorite della Coppa Italia te ne metto 3, dai. 3 che la possono vincere. Metto il Napoli, il nostro Napoli, perché secondo me quel trofeo possiamo arrivarlo a vincere. Napoli, Roma. Voglio mettere Napoli, Roma e Inter. Napoli, Roma e Inter. Una di queste 3. Vincerà la Coppa Italia. Il Napoli, la Roma o l'Inter.
Bella la sciarpa con il Benfica. Grazie mille, Sibiu. Quando sono andato a vedere la partita Napoli-Benfica al San Paolo, che si era vinto per, mi sembra, 4-2. 4-2 si era vinto. 4-2. Non ho viste di partite. Ora vi faccio vedere un attimo una cosa, il quaderno del Napoli. Guardate, voglio, quante partite ho visto. Guarda, Livorno, Champions League con Livorno, poi quest'altre Champions. Guarda, sono un vero tifoso, si è a vedere il partito, guarda qua. La Puriella si va a vedere tutto il partito San Paolo. Fuori casa, guarda qua. Napoli Arsenal, Champions League. The Champions! Aiuto, Napoli è in tuo cuore mio. Un'opera più forte del mondo, guarda, non ci sta niente da fare. Allora, chi vince la Champions League? Secondo me la Champions, voglio un po' la guferò, però dai, no, secondo me la può vincere la Juventus, ma cioè la può vincere o arriverà in finale, perché c'è il Barcellona o Juventus. Guarda come vi dico, una delle due vincerà sicura la Champions. Ci metto la firma, Barcellona o Juventus. Sarà la finale. Te l'ho detto, occhio a Birsa in Cagliari Inter, ha dato sempre fastidio all'Inter. Sì, però ora è stato rotto ultimamente, la vedo difficile. Peui, come ti chiama? Piu. Ma che sei un pulcino? Ciao, Piu. Live stream, voglio. Ciao, voglio. T'apposto, frata. Buonasera, un ragazzo della curva B. Oh, Napoli. Viva il quaderno del tifoso. Sempre, viva il Forza Napoli. Emanuele, ciao, La Champions la vince il Barcellona se prende Neymar. Piu. Rinu, Piu. Ciao, Piu. Gira la testa. Allora, gliel'ho tirata un pochino. Oggi Napoli è dentro o cuore. Sempre, una placa più forte del mondo. E mai nessuno lo saprà. Solo lo sa la Juve con Koulibaly. Te l'ha messa lì. Ti ricordi Koulibaly? Che te l'ha messa lì, Calidou. Rino Naira Emanuele, Francesco e Romano, secondo te chi vince la Champions? Chi arriva in semifinale e alla finale? L'ho detto appena ora, non so se hai mai seguito Francesco, forse eri fuori dalla live. Allora secondo me la vince o la Juve o il Barcellona, una delle due squadre. La vedo difficile sapere il risultato perché sono due squadre fortissime. La Juventus è fortissima, la Juventus è fortissima. Spero che punta tutto sulla Champions League e ci lascia a noi il campionato, così stiamo contenti tutte e due, o no? Sì, siamo contenti tutte e due. Secondo me domenica ci saranno sorprese inaspettate in una schedina difficile da prendere. Sì, ma la Fiorentina con chi gioca, scusate? Dopo a Roma o Napoli sta dietro ancora me. Grande Pio. Non riesco a pronunciare, ti chiamo Pio, ti chiamo Pulcino Pio. Glielo hai nuovamente tirato. Sì, acchiappa, t'ha girato un buon limone. No, secondo me ce la può fare, però la Barcellona è tosto, il Barcellona è tuo, il Barcellona è tuo. Pronostico Atalanta-Torino. Atalanta-Torino 1x, perché ci può stare anche un pareggio. Guarda come te lo dico, Mattia. Atalanta-Torino o vincete 2-1 oppure pareggiate 1-1. In Champions arriviamo a Capodichino. sì, a Capodichino proprio, con l'aereo abbanniamo con l'aereo. Le squadre laziali riusciranno a vincere la Serie BC. Che cazzo è la Serie BC? Sì, vinceranno la Serie B e la Serie C, non vincono trofei. Ve l'ho detto appena prima, la Roma potrebbe vincere la Coppa Italia, con l'Inter e il Napoli lotteranno per la Coppa Italia, anche se Inter e Napoli hanno quel qualcosa in più per poterla vincere. Il Napoli almeno deve arrivare ai quarti per il cash, per la posizione europea, se no non ci saranno problemi.
Era filo da torcere, vedo l'anno passato. Sì, anche secondo me quest'anno il Napoli punta forte anche sulla Champions. Potremmo farcela arrivare ai quarti, come ha detto Silvio, però più dei quarti no, la vedo troppo difficile per il Napoli. Se arrivavamo e se Icardi potevamo sognare in grande, vedi come ve lo dico, con James Rodriguez e Icardi il Napoli poteva sognare in grande, ma anche solo con James e Llorente poteva sognare il Napoli. Un bel mi piace per Napoliel, mettete mi piace, iscrivetevi al canale di Napoliel87 e Ciucciariel e forza Napolese. Va. Allora il romano, vabbè, Napoliel, devo andare, te lo volevo solo dire che sei una brava persona e che per questo ti seguo. Buonanotte, ciao. Anche te sei una bravissima persona e mi fa piacere che sei nel mio canale quando vuoi, quando c'hai tempo vieni a vedermi nel canale, vieni a seguire, che mi fa sempre piacere avere uno del sud ma anche del nord, perché calcio è calcio, a me piace parlare di tutte le squadre e per questo spero che un giorno potrebbe ritornare anche il gemellaggio tra Roma e Napoli, che era così bellissimo. Ciao fratello e buonanotte Francesco e Romano, buonanotte. Notte Francesco e Romano. Napoliello, quello che ha scritto Serie B e C è un mio amico scemo. Addirittura. Vabbè, allora lo saluto. Ciao scemo. Secondo me lo scudetto se lo giocano la Lazio, il Napoli, l'Atalanta e lo scudetto. Che cazzo? L'Atalanta e lo scudetto. Ma perché c'è pure la squadra lo scudetto? Non l'ho mai sentita la squadra lo scudetto. Allora no, l'Atalanta sì, cioè lo scudetto no. Lo scudetto con tutti i rispetti per i tifosi dell'Atalanta no. Lo scudetto se lo gioca la Juve, l'Inter e il Napoli, su queste tre. Juve, Inter e Napoli. Juve, Napoli, Inter. Napoli, Inter e Juve. Queste tre. Buonasera, Freses il pollo. Freses il pollo, le portate 2 patatine, così facciamo pollo e patatine. A parte scherzi, ciao Freses. Questa sera la vedo dura. La vedo molto dura per... La vedo molto dura per la SPAL, perché il Brescia appunto si è rinforzato abbastanza per dar noia alla SPAL. Attualmente, come ho detto, vi metto in zona retrocessione come terzultima attualmente. Pio, ciao, buonanotte Pie. Ma sei andato a letto Pie? No, notte Andrea. Chi è Andrea? Sì, forse sì. Buonanotte Andrea. Pie. Preses, ci conosciamo? Io sì, è un bravo ragazzo, il ragazzo della spalla, è bravissimo. Vai da Sibiu, vai a iscriverti al canale di Sibiu 2010, al canale di Rino Nair, al canale di Mattia Gualandris. Andate a tutti questi canali perché sono dei bravi ragazzi, sono delle brave persone, sono genuine. Al canale di Andrea Blau che ne sto facendo più video, quando fai la di video, perché ti voglio bene fratello partenopeo, comincia a fare video. Buonanotte, non so il ritmo ma la vedo con obiettività, speriamo bene. Buonanotte Andrea Blau, fratello, buonanotte fratello partenopeo, quando vuoi sono qui per te, sempre e comunque, forza Napoli. E vabbè dai, ci sta, spacciati tutti gli anni ma invece ci salviamo, quindi speriamo. Sì, può darsi anche che vi salvate, nulla è impossibile, l'abbiamo visto, nulla è impossibile. Grazie Francesco. Di niente Rino, grazie a te che sei sempre qui, sei il mio fratello, grazie a Sibio 2010 che mi appoggiate sempre, siete le mie 2 spalle e c'è pure il tifoso della spallina, siete le 2 spalle dello spallino, capito? Oh, Ciucciari ti fa male la spalla. Oh. Dimmi, oh, Sibio top, pot, parliamo di... Ma volete dire che cosa? Allora, secondo voi, chi vincerà questo campionato? Chi vincerà questo campionato? Forza, buttatevi. Questo è il gioco di Napoli all'89. Napoli Champions o Napoli Scudetto? Champions no, la Champions no, è un sogno nel cuore, lo scudetto, figurati la Champions abbiamo l'addormento nel cuore, là abbiamo il sogno, là ci addormentiamo proprio nel cuore. No, la vedo difficile, la Champions impossibile, lo scudetto stiamo lì con l'Inter e la Juve, anche se è difficile per noi, cioè perché noi siamo una squadra da seconda fascia. Io ci voglio credere perché sono tifoso del Napoli,
però l'abbiamo visto questi anni, siamo sempre lì al secondo posto, c'è sempre mancato quel top, quei due o tre top player per farci vincere quel sogno che ci abbiamo, che non voglio pronunciare. Secondo me, ripeto, pure 10.000 volte, vi riempio pure il quaderno che c'avevo, che ci mancano James Rodriguez e Icardi, oppure Icardi, solo Icardi è un difensore centrale, oppure Llorente e James, e allora il Napoli può vincerlo. Allora il Napoli ti dico che può vincerlo. Speriamo, amico della spalla. Speriamo, amico della spalla. Un Napoli, un Napoli. Sì, speriamo, pio pio. Speriamo. Sono scaramantico. Bravo, tu che te. Io mi sto rattando un po', scusate. Lecce campione d'Italia, sì. Da PlayStation, nemmeno in PlayStation ci riesce, Lecce. Forse il Lecce è campione del... Che tenne a Lecce? Delle piante? Non lo so. Cioè, che tenne? Dipende dagli sconti diretti dalla fortuna. Ma che stiamo giocando a gratta e vince, cavolo? Stiamo giocando a Super Enalotto. Perché dipende dagli sconti diretti della fortuna. A ruota della fortuna. Salvatore. Chi è chi si salva? Chi si salva? Salvatore. Il pollo è bello alla fine dai. Il pollo, sì, è buono pure da mangiare il pollo. Il pollo è buono da mangiare con le patatine, un po' di Coca-Cola, oppure ci mette a birra e si a posto. Io nel mio canale avevo pronosticato che vinceva il Napoli il campionato. Sì, lo so, l'ho visto Mattia, l'ho visto. Speriamo, dai. Però mi faccio una rattata di palle, scusami, ma me la devo fare. Però comunque sì, se lo vince il Napoli... Ma io l'ultima giornata vado subito a San Paolo, perché l'ultima giochiamo al San Paolo con la Lazio. E se dovesse essere così, mamma mia, c'è Napoli e la scemazzi, si può dare con San Paolo. A parte scherzi, vai. Vai. Lecce campione d'Italia a classifica invertita. Sì, Lecce, sì, può darsi, sì, perché secondo me sarà ultima in classifica. Napoli torna campione, e tu non devi mollare, abbiamo un sogno nel cuore. Sì. Comunque grazie mille per avermi citato. E non ti preoccupare, Mattia guarda l'Anis, Mattia guarda Rines, Mattia guarda Andris, Mattia guarda Andris, Mattia guarda Andris. Ti ho citato. Torna campione, sempre. Fratimo, se la Juve fa il suo è candidata, ma ad esempio ci saranno giocatori infortunati o altro potrebbe essere il Napoli. Non credo nella nerazzurra. Speriamo, perché è da tempo che stiamo al secondo posto. Basta essere eterni secondi, basta essere a guardare, basta basta chi sto sentimento, basta, voglio vincere, basta della Lazio, quello che giocava alla Lazio, basta, volimmo vincere, non se ne può più. Io spero che il Lecce si salva, pure io, perché comunque è una squadra del sud. Il Lecce subirà tra gli 80 e i 90 gol. A faccia educazzi. Metti pure 100. Ma che stai dando i numeri Super Enalotto? Fino a 90? No, dai, povero Lecce. Così lo stai massacrando, stai accedendo a tutti quanti. No, io spero di no, spero di no. Io spero che il Lecce si salvi. Spero che il Lecce si salvi. Allora, che vogliamo dire? Che vogliamo parlare? Che dirmi che cosa? Allora, del Torino, parlate del Torino. Domani cosa farà il Torino in Europa League? Ce la farà rimontare? Sì o no? Napoli ce la farà rimontare con il Wolverhampton? Oh, sto parlando con te, Napoli, ce la fai a rimontare? Il Torino, ce la fa rimontare? No, secondo me il Torino non rimonta. Secondo me il Torino muore. Secondo me il Torino non ce la fa. Il Torino va fuori dall'Europa League. Mi dispiace per il Toro, ma fa fuori, perché il Wolverhampton capace vince anche la partita di ritorno. Mi dispiace, ma me la sento così. È superiore, attualmente è superiore al Toro. Mi dispiace perché è una squadra italiana, vorrei con tutto il cuore, perché comunque nonostante amo il Napoli, ma anche voglio che le altre squadre italiane fanno bene. Pronto sei tu? Allora, ciao. Juve campione d'Europa, quando i cani
voleranno, ma volano, chi è, cosa, come si chiama, Dumbo, Scacco Matto, ciao Rino, ciao Scacco Matto Roma Show, sei venuto, benvenuto Scacco Matto, parlami della tua Roma, dimmi questa Roma, cosa può fare, dove può arrivare secondo te, Zeko, se lo apprezzi ancora, oppure lo butteresti via, dimmi cosa ne pensi di Zeko. Sono in orecchio, sono tutto orecchio, vai dimmi. Non ti sento, oh, mi dispiace pure a me pure, anche perché si chiama Torino. Sì, Torino. No, scherzo, sto pazzando, frate. O sai che ti voglio bene. O sai che ti voglio bene. Ti abbraccio pure, frate. Treses il pollo. Hai perso la lingua. Ma a parte scherzo, su Zeko ho fatto anche il video. Grande giocatore come uomo. Sì, lo sapevo. Come uomo lasciamo stare, aveva già firmato con l'Inter. Sì, aveva un accordo con l'Inter e tutto, stava pagando all'Inter, poi hanno offerto i soldi, ma sappiamo, oggi il calcio è così, oggi non c'è più l'amore per la maglia, ma c'è l'amore per i soldi. Oggi i soldi valgono più di tutto. Ma onestamente, sì, come ti chiami? Scacco, scusa. Onestamente, Scacco, se a te viene, ora dove stai lavorando, per di, no? Prendi 1200 euro, arriva un'altra ditta e ti offre 1700 euro o 1500 euro, tu cosa fai per lo stesso lavoro? Tu cosa faresti? Devi essere onesto. Cosa faresti? Buonasera Juve merda. Boh, ciao Juve merda, buonasera. Forza Napoli sempre. Che nome strano però. Sarai mica del Napoli, sarai mica dell'Inter, di sicuro è uno delle due sarai. Se ti chiami Juve merda, sarai o del Napoli o dell'Inter. Non c'entra niente, era un discorso, non si affeziona a una ditta, la maglia è passione. Sì, ma ti capisco, la maglia è passione anche per me, cioè io la amo la maglia del Napoli, io morirei per la maglia del Napoli. Cioè, io quando sono al funerale e sto morendo, voglio che mi riempiano a bare chinere e magliette e sciarpe per Napoli, fino a soffocarmi proprio. Forza Juve. Adesso scopri che tifa. Juve merda, forza. Cioè, Juve merda, forza Juve. Ma stai buono, caga. Cioè, ti dici merda e poi ti dici Juve. Voglio, ma mettete d'accordo tu e la Juventus. Ma tu la ami o non la ami? Piglia una margherita e vedi un po' cosa ti esce. Amo, non amo, amo. Scherzo. Che vince la Premier? La Premier League la vince... Allora, l'anno scorso l'ha vinta il City, se non mi sbaglio, sì. Liverpool, la vince il Liverpool. Ciao Sipi. Salvatore Manzo. Per me il Liverpool. L'abbiamo detto insieme, Silvio, siamo d'accordo allora, fratimo, siamo d'accordo. L'abbiamo detto tutti e due il Liverpool. Viva i salmoni. Sì, e pure a Philadelphia ci facciamo un bello panino. Oppure ti fai un bel sushi con i salmoni. E le papere sceme. Sì, è che le lei stisce alla notizia. Queste ballone qua, trillalala, tralala. Spero pure io Liverpool. O Liverpool, sì, ti mangiano un pollo canzalato. Ciao Napoliello, buonanotte. Buonanotte Mattia Gualandris. Mattia Gualandris, buonanotte. Ciao Napoliello, buonanotte. Te l'ho letto. Viva il salmone e a Philadelphia. E pure un po' di riso, ti ho detto, ci facciamo il sushi, mettici pure un po' di soia. Forza Napoli, sempre, e comunque forza Napoli! E per il Napoli ha segnato con il numero 24, Driss. Dimmi. Websa, Nizza Marsiglia 1-2. Sì, l'ho visto, ma ho fatto perdere una squadra di merda a me, mannaggia la... per una partita ho perso, per una partita. Notte Mattia. Dimmi.
Sì, sì, ora chiudo, amore, ne scassa pure tu. Forza Napoli, amore, forza Napoli. Ma staccati. Eh, ma che cazzo? Pure la mia moglie si mette a rompere, pure moglie ma mi rompe le scatole. E chiudi, dobbiamo andare a letto. Stanno dormendo tutti quanti. Stanno dormendo i Juventini, l'Interista. Tu vatti a pigliare scudetta. Ma che cazzo? Io spero nel Boca. Sto messo bene con la schedina. Beato a te. Allora se vinci, sì più, mandami qualcosa per il computer. Fammi uscire i soldi per il computer. Scherzo, Inter merdaccia. Ma dice, oh, ma decidete, Juve merda, Inter merda, abbassa che ne scrive Napoli merda, perché allora siete tifoso del Napoli se scrivi Forza Napoli. Forza Napoli! Noi siamo partenopei, partenopei, noi siamo partenopei, partenopei, noi siamo partenopei, partenopei. Noi siamo partenopei, partenopei, noi siamo partenopei. Ah, 15 chilometri che bici, un banana. Ah, ah. Bene, bene. Forza con i pollici in su. E qua non aumenta niente, qua guardano su e non mettono i pollici in su. Alza, 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 alza. Ma vince un campionato. No, 20. Arriviamo a 30 e poi... E poi vi a cucca. Poi andate a dormire. È arrivato a 30 e poi andate a dormire. Forza, forza Napoli, forza Napoli, forza Napoli, forza Napoli, forza Napoli, forza Napoli, forza Napoli. Ciao Forza Napoli, buonasera. Sempre Forza Napoli, sempre e comunque. Avanti Napoli. Emanuele, 21 pollici. Oh, ma che fa? 19 pollici, andate sotto, poi andate su, andate sotto, andate su. Decidete, io voglio andare su, non voglio scendere in classifica, io voglio vincere. Ciao Forza Napoli. Ciao Cin, Cib, Cib, Cibiu, Cin, Cin Cin. Allora, ultime domande perché siamo quasi alla chiusura. Napoliella a di a dormire perché rimane a di affaticare. Deve andare a lavorare domani Napoliella e per questo siamo alla chiusura. Siamo alla chiusura della partita, sta finendo la partita, sta finendo la partita in italiano, ve lo dico. In italiano precisino perché qua c'è la gente che si fa le paranoia, c'è la gente che dice che è precisa e che non sbaglia una parola, un accento, niente, hai capito? Cioè è come a un quaderno scritto, è come un vocabolario, non sbaglia niente, è come un dizionario, non sbaglia niente, capito? E sono robot la gente, io non posso sbagliare, capito? Non è umano, non è umano, non è nemmeno mezzanotte. Lo so che non è nemmeno mezzanotte, ma Napoliel si fa un mazzo tanto, dai da cella frigorifero, freddo, mamma mia fa freddo, speriamo che non fa freddo nemmeno in campionato, perché in campionato mi ricordo quando eravamo a meno 15, meno 20 dalla Juve, faceva freddo veramente, speriamo che non sia così questi campionati, speriamo che facciamo freddo noi, non è nemmeno mezzanotte. Ancora, e ma leggo sempre lo stesso messaggio. In chiusura una domanda per il ciucciariello. Dimmi, aspetta che vada più ciucciariello. Buonasera a tutti, da Napoliello e Ciucciariello e Forza Napoli. Vai, dici che ti vuole sentire Ciucciariello. Viva il Ciucciariello. Buonasera. Dai, tocca il cornicello, tocca il cornicello, ti tocco io col cornicello, a me porta fortuna, a me vince la Juventus, speriamo che la Juve non ci vede niente, speriamo che la Juve tiene l'acqua in the luce, speriamo che la Juve le carica a cosa in capo, speriamo che i Juventini stanno a buffare un mangiare, stanno a mangiare troppo, che c'hanno a Torino da mangiare, non lo so, speriamo che stanno mangiando troppe pizze e troppe sfogliatelle napoletane e non ce la fanno a pazzare in cima noi, speriamo. Hai capito? Ha secciato già Ciucciariello. Vai, dici qualcosa, Ciucciariello. Parla. Dici qualcosa. Dice niente. Fagli la domanda, fagli la domanda.
Fate qualcosa al Ciucciarello che sta ascoltando. Sta ascoltando. Dite qualcosa. Niente. Oh, allora domande per il Ciucciarello. Secondo il Ciucciarello, pronostico Juventus-Napoli. Che dice? Che la Juve vince. Ma io ti chiamo uno schiaffo. Io ti chiamo e ti chiamo uno schiaffo. Un Napoli pareggio che la Juventus. Come ho detto io nel pronostico, non da azzarda dici che la Juve vince perché ti scippo un naso. No, secondo me vince. Vince. Secondo me pareggiano. Pareggiano. Dico, shh, ma non mi leggi. Chi è che non ti leggi? Voglio. Non mi leggi, eh? Sì, più qui ormai non si va sotto i 32. No, nemmeno a mezzanotte. E invece no, inizialmente si chiamava questa, è la stessa cosa che non ci sono, ma ci sono tutti domattina. Comunque, buonanotte, amore mio. Amico, la spalla non gioca a Bologna con la spalla, non gioca parole e casa. Buonanotte, amico. Buonanotte, fa un massaggio alla spalla al Ciucciarella, perché te sei uno spallino. Spallettati un po', Ciucciarella, spallettati un po'. Ecco. Buonanotte, Treses il pollo. Mi raccomando, e sognati tante spallette. Magari, dato che siete della spalla, secondo me a voi vi manca Spalletti come allenatore. Ci starebbe bene. Ciucciarella è single? Eh sì, le manca la ciucciarella. Le manca la ciucciarella. La fresella. Con poche mortatelle. Ma anche no. Spallettura? Spalletta pure a te. Ma anche... No, io non voglio Spalletti. Io tengo Angelotti. Angelotti tengo. Notte frases. Notte frate. Ti chiamo dopo la live. Grazie. Notte frases. Buonanotte frases il pollo. Buonanotte. E grazie per essere stato in live con me. Ciucciari, ora mettete da parte e fammi fu serio. Ecco, Sibiu è quello che non volevo sapere anch'io, ma è come se non avessi visto il messaggio. Cosa, Sibiu? Che messaggio era? Voglio. Scherzo, Inter. Ciao Forza Napoli, Cin Cin. In chiusura una domanda per il Ciucciarello, ma ci sta una ciucciarella per le mani? Per le mani, una ciucciarella per le mani, ma non mi leggi? Una ciucciarella per le mani. Ciucciarella per le mani. Magari Rino, magari è sta ciucciarella per le mani. Non l'ho capita questa, non l'ho capita, la ciucciarella per le mani. In mano non c'ha niente, c'è il cornicello, tiene il orecchio grosso, tiene come si chiama, cosa in capo, ma viene a mente, come cazzo si chiama, la bandana in dei capelli, oh. Dimmi. Oh. Voleva dire Rino se ha la compagna o no, Ciucciarello. O Ciucciarello non c'ha nessuno, il Ciucciarello niente, c'ha il bruco, si va a fare un giro insieme al bruco e ogni tanto si fanno una masciata assieme, niente, c'ha il bruco, gli piace il bruco, bruco. Per me sottomano, insomma, è così più, fa le saggi del mio pensiero. Troppo bella sarebbe la maglia con il Ciucciarello. Ancora, e mo Ciucciarello a destra, Ciucciarello a sinistra, la maglia Ciucciarello, ma crecca, Dai ragazzi, è finita la live, perché qua non c'è più nessuno, siamo solo noi tre. Vado a letto, voglio, tanto questa era la prima live, era una prova, poi piano piano entriamo nel clima Napoliello 87, dove spaccheremo un po'. Piano, goncio, stasera era una prova, piano, si arriva più lontano, si va piano, si va sani e si va lontano. Buonanotte a tutti amici, da Napoliello 87. Ok, ti posso chiamare adesso che posso? Sì, allora io stacco, aiuto.
buonanotte a tutti, chi c'è in live, siamo solo noi tre, sicché buonanotte a Rino, buonanotte a Sibiu 2010, da Napuliello 87, vi auguro una grandissima notte, dormite bene, fate quello che volete, a me non mi interessa, buonanotte a tutti, da Napuliello 87 e forza Napolès.